arrivas. You're the one I've been looking for all of my life. You're the lover that can take me higher than high. You're the one I don't need to keep looking anymore. Next to you every day is where I wanna be at. I can't hold it back, I can't hold it back. I wanna be where there's love in the air. That's what you told me, hey. I wanna be where there's love in the air. That's what you told me, hey. That's what you told me, yeah. I wanna be where there's love in the air. That's what you told me, yeah. What you told me, hey. I wanna be where there's love in the air. That's what you told me, hey. Maremma Italia, buongiorno Italia intanto. Allora, io praticamente sono qui a Jesolo, nel mio parco preferito dove vado per lavoricchiare, no? E c'era sto individuo strano, tipo un tunisino, no? Sui 40, così, con sto giubbottone mimetico che mi fissava. Dopo era andato a nascondersi dietro una pianta, allora vedevi che usciva, mi controllava, mi fissava. Ho detto, porca miseria, ho detto, questo mi spuzza, o mi vuole acciullare il camper, sta aspettando che io mi allontani, o comunque vuole fare dei malanni in giro, le macchine in giro, e ci sono io qua in mezzo alle scatole che rompo. Allora la cosa intelligente, corretta da fare sempre in queste situazioni è chiamare la polizia, i quali sono sempre molto compiaciuti di queste segnalazioni, e loro sono arrivati qua, però nel mentre che stavano arrivando io poi li ho anche richiamati, ho detto ragazzi guardate che il tipo non c'è più, perché era dietro sta pianta e io lo tenevo d'occhio, vedevo se usciva o a sinistra o a destra dalla pianta. L'unica soluzione era uscire a sinistra perché a destra era chiuso, c'era diciamo un pezzo di parco chiuso. Comunque non è più uscito. Cosa succede? Dietro alla pianta c'era un recinto con le abitazioni, lui probabilmente è entrato per le abitazioni. Loro vabbè sono scesi, ho dato tutte le caratteristiche, le descrizioni eccetera eccetera, e niente. Però vedi, non si vive mai tranquilli in questa Italia, è una cosa veramente incredibile. Che poi i ladri sono anche tonti, perché ne ho visti io di ladri che quando passavano ti riguardavano 1000 volte o facevano il giro 4 volte nello stesso posto. Cioè siete anche scemi, cioè, almeno fatelo con un po' più di professionalità, cazzo. Quindi sì, per fortuna abbiamo dei ladri scemi, però purtroppo ne abbiamo tanti, troppi. Ah, guarda che ti faccio vedere perché te sei curioso. Allora, vedi dritto dritto c'è una specie di alberello, siepina, chiamalo come vuoi, quelle rame secche praticamente, no? E sto tizio si metteva dietro a ste rame secche e sbucava fuori con la testa, tipo i cartoni animati, sai, quando guardano dall'alto, e poi si rinascondeva e mi guardava di continuo. Comunque diciamo a destra non è uscito, manco a sinistra, quindi è andato dentro probabilmente per quelle case lì.
e non si è più visto, non è arrivato in macchina, è arrivato a piedi e niente, è sempre mille occhi Italia, mille occhi. Ciao, vedi qua, la mia paura non è tanto per me, mi so difendere se è uno, se sono due è molto molto difficile, se sono tre no. Ho comunque dietro anche un CP, però la paura è sempre quella di allontanarti e lasciare qui le tue cose che entrano, ti spaccano, te le portano via, o peggio ancora ti portano via il camper. Perdonami la faccia, ma mi ero mezzo inzuccato prima. Io adesso, per stare tranquillo, diciamo, ho degli antifurti che non posso dire cosa sono e ne metterò altri che non posso dire cosa sono. Il 1000% il camper proprio non lo si può portare via in nessun modo. Certo, però c'è sempre il rischio che anche se prendi queste precauzioni comunque ti entrano e ti spaccano, ti fanno danni. Cioè finestre del genere ti costano 300-400 euro, insomma, se ti rompono. Adesso non so le Seiz quanto costano, so che finestre normali costano sulle 300-400, una Seiz grande, lunga, per dire, chissà quanto costa, hai capito? Poi le serrature, questo e quello. Quindi ragazzi, mamma mia, non c'è niente da aggiungere, niente da commentare, viviamo proprio in una situazione parecchio difficile, parecchio. So che tu mi chiederai, ma Yuri, cosa hai fatto, cosa farai, eccetera eccetera. Non posso dirtelo. Innanzitutto posso dirti però due cose. Innanzitutto tante soluzioni, tante, quindi non solo una ma tante. Seconda cosa, magari si riesce a fare amicizia con qualcuno che abita in zone abbastanza sfortunate, battute dai ladri, gli puoi chiedere cosa fanno loro per difendersi dai ladri. Raccogli tutte le soluzioni, tutte le idee e falle tutte. Vedrai che ci saranno tantissimi deterrenti e anche delle cose che pochissimi conoscono, che invece non sono deterrenti, quelli proprio impediscono assolutamente di rubare il camper anche al più esperto. Certo, si tratta in alcuni casi di soluzioni abbastanza costose, però vedi tu, valuta tu, insomma. Quello che avrei potuto dirti è: metti il camper in una zona sicura. Questo sembra anche un po' un ossimoro in questo contesto, perché questa era una delle mie zone preferite perché è sicura. Difatti anche la Pula ha detto: ma è strano, insomma, perché è una zona parecchio residenziale, no? Nel senso che insomma c'è gente che ci abita, che va su e giù anche mattina, pomeriggio e sera, e qua siamo al primo pomeriggio, insomma, ecco. Certo, ovviamente può capitare sempre lo sprovveduto che ha appena imparato a aprire le macchine si fa i giri così, va dove capita. Qua ha visto che era un po' isolato, diciamo, sto parcheggetto, e ha provato a avvicinarsi le auto. Se hai forti dubbi sulle zone e ti devi allontanare, lasciare il camper, allora fai come me, in quei casi ti metti davanti ai carabinieri, davanti alla polizia, hai capito, davanti alle forze dell'ordine, e li lasci il camper. Se arrivi di sera trovi il parcheggio libero, e insomma so che non può non essere bellissimo, diciamo, come panorama, però di necessità virtù, insomma, se in quei casi proprio non puoi fare altrimenti, insomma, piuttosto che ti ciullino il camper, rinunci anche alla vista panoramica, insomma. E stai attento, che molti dicono: vado nell'area di sosta così sto tranquillo. È nulla di più sbagliato. Sai quanti camper rubano o comunque li spaccano per entrare nelle aree di sosta? Casomai il campeggio, casomai, allora là magari è difficile che il ladro entri, dia le proprie generalità, eccetera, perché sai che per entrare devi dare la carta di la carta di identità, eccetera eccetera. Ma nell'area di sosta no, anzi, qui non serve dire hai ragione o contestare. Basta leggere un attimo le notizie, anche quelle recenti, recenti stiamo parlando di inizio febbraio, in questo momento che sto registrando, e ci sono stati vari furti nelle aree di sosta, e ho visto le foto, gli hanno disastrato il vetro, eccetera, non gli hanno portato via niente. Difatti nel commento, nella didascalia, c'era scritto cosa pensavano di trovare, l'oro. Ok, però intanto il vetro che gli hanno spaccato era il vetro quello grande. Sai che se uno magari ha anche un camper un po' particolare, cioè particolare nel senso che ha le dimensioni delle finestre particolari, a parte che ti costa un botto, ma devi anche riuscire a trovarle, insomma non è facile, è un bel problema. Per quanto riguarda l'autodifesa,
tu mi dirai c'è il CP qua e là, sì, non rischiamo i cani. Coltelli, asce eccetera possono essere pericolosi, siamo in Italia, cioè gli fai male vai dentro tu ragazzo, cioè non sei in America che ti danno la medaglia, hai capito? Credo che la soluzione più intelligente e mi pare forse neanche tanto costosa, ma che ti permette di star tranquillo sotto ogni aspetto, è la pistola al peperoncino. La pistola al peperoncino ce l'aveva spiegata e fatta vedere Marco Forol nel vecchio video che avevamo girato assieme. Casomai su YouTube cerca camper per disabili puntine, dovrebbe essere su quello lì o su quello appena dopo, ma secondo me era su quello lì. E è questa pistolina che spara un raggio mi pare di 3-4 metri, insomma, quindi anche una bella tirata, insomma hai mi pare 5 colpi, comunque non sto qua a raccontarti, mi pare, insomma se non l'hai visto vai a cercare il video che così ti rendi conto. Con quella in teoria dovresti avere anche il tempo per togliere gli oscuranti esterni ed andare via. Eh sì, purtroppo gli oscuranti esterni hanno i loro pro e i loro contro, visto che siamo in tema, perché io li uso e sono estremamente efficaci, sono assolutamente tutta un'altra cosa rispetto agli oscuranti interni, indipendentemente dalla qualità, sia per il caldo che per il freddo, soprattutto per il caldo. Di contro però hanno che se devi andare via in situazioni di emergenza devi scenderli, staccarli di qua, staccarli di là, prenderli e buttarli dentro al camper, o comunque vabbè anche buttarli per terra se è una situazione di emergenza, però comunque devi scenderli e staccarli da due parti. I miei sono a clip, solitamente gli oscuranti esterni hanno delle fasce che passano internamente per la portiera. Cosa significa? Che per toglierli tu devi aprire sia la porta del guidatore che la porta passeggero, quindi lo so Italia, boia che vento. Comunque dicevo, lo so Italia, purtroppo è così, per la serie valuta tu, dipende poi no, dalle circostanze, dove ti metti eccetera eccetera, insomma valuta sempre tutto ragazzo, perché qua siamo presi veramente molto male. Eccolo. Vai sigari!